Amici bellini, non ci posso credere. Avete visto la copertina, ci avete cliccato sopra, quindi lo sapete, non posso fare la sorpresa, ma è troppo bella sta cosa, perché tutti me lo stavate dicendo. Guarda questo, guarda qui, certo che lo conosco, lui Di Coprio Napoli Style, un personaggio straordinario che quando l'abbiamo visto tutti quanti, questo mo diventa virale, ma per forza che diventa virale, pum, il giapponese che fa le reaction del Napoli. E quindi io l'ho contattato, e se questo video, ragazzi, arriva tipo a 1000 like, non voglio dire niente, 1000 like, che ci possiamo arrivare, io cerco di convincerlo a portarvelo live. Abbiamo dei fusi orari assurdi, perché giustamente, se vedete, io tengo New York, Napoli e Tokyo, proprio per capire quando ci volevo fare l'intervista approfondita, ma lui è stato carinissimo, che mi ha praticamente postato questo video, me l'ha mandato per voi lo sentirete, che è una cosa spettacolare. Io ho fatto un paio di domande e lui ci ha risposto, è stato carinissimo, quindi io lo ringrazio tantissimo. Forza Napoli sempre, amico mio che stai dall'altra parte del mondo, ma veramente in questo caso. E godetevi questo video e ci vediamo alla fine con un messaggio finale. Vai! La reaction è una reaction vera e propria, perché l'ho aperto e guardate la mia faccia contentissima, perché non l'ho preparato prima, l'ho proprio aperto e guardato insieme a voi. Basta, godetevelo. È letteralmente immarcabile. Se la vedete qui. Un saluto agli amici bellini di Caffè Napoli 1926. Sono Di Coprio di Napostar. Ciao, piacere. Valerio mi ha fatto 2 domande. Prima, come sei diventato tifoso del Napoli? Come mai? Perché quando avevo quasi 6 anni stavo cominciato a calcio. A quel momento Diego Armando Maradona stava giocando come Dio. Allora stavo guardando a imparare da Diego. Da quel momento ho saputo la squadra del Napoli. Allora piano piano sono diventato tifoso del Napoli. Così. Allora da molto tempo sono tifoso del Napoli. Poi, quando avevo 19 anni, ho vissuto a Napoli, ma solo 6 mesi. Ho imparato la lingua italiana. Sì, bravo. A Napoli sono andato tante volte allo stadio. Ho visto le tante partite. Allora, il mio grande passione stava cominciando da quel momento. Così. Seconda domanda. Il tuo giocatore preferito? Il mio giocatore preferito? Assolutamente Diego. Diego, Zola, Ferrara, Cannavaro, tanti giocatori. Adesso mi piace, preferisco Koulibaly. Numero 1 Koulibaly. Ma prima Hamsik, però ora è Koulibaly. Ho risposto le domande. Grazie mille. Ciao, ci vediamo allo stadio Diego Armando Maradona. Ciao, Forza Napoli. Non ci posso credere. Insomma, ragazzi, se non l'avete ancora fatto, il ragazzo merita tutto il nostro affetto, quindi trovate il suo canale in basso in descrizione insieme a tutti gli altri link che dovete seguire se seguite me, e saprete perché oggi ho un appuntamento con Peppone da quell'altra piattaforma che però non si dice, quindi seguite il canale Telegram così saprete l'orario, e questa qua saprete l'orario e quando praticamente andiamo
siamo live anche da quell'altra parte qua. Noi siamo i preoccupati, Gattuso, la società, le cose, Benitez, Sarri, tutte queste cose, siamo preoccupatissimi, però certe volte il Napoli ci regala ancora delle gioie come questa. Io non lo so, sono quelle piccole cose che mi rendono, capito, connesso anche con il mondo e impazzisco, arrizzo, ripeto, arrizzo come condemme. Da New York, Valerio Fluido è tutto, l'ho detto, l'avevo già detto. Sentite quest'altro che dice? Amici bellini, siamo arrivati a 5.000, bravi, ma adesso abbiamo un altro obiettivo, sono i 7.500. Dopodiché la giveaway avrà il sapore di magliette un po' diverse. Iscrivetevi al canale, c'è stato tasto, da Saverio Solo, non mi ricordo come mi chiamo.